Questi sono i equipi che escono in campo per San Daniele, 5 Petalini, 6 Colutta, 9 Fornasino, 14 Pettine, 17 Zacchini, per Cordenons 7 Damianovic, buona partita, 11 Mezzanotte, 12 Fabio, 18 Pinetta e 19 Oh yeah! Questa è la finale della nona edizione della Coppa Regione fra Friuli Venezia Giulia. Vi ricordiamo che l'invasione di campo è permessa solo nel terzo periodo. E a questo punto buona partita a tutti! Palla esce messa in ghiaccio. Ora attacco Emilio Laccio. Tripla! Colutta!
cambio per Codinons, entrano il numero 6 Cantoni, il numero 15 Marella, escono Oye, esce anche Fabra, rimessa a Codinons, 3 secondi per il tiro. Piedi sulla linea quando ha ricevuto la palla. Zucchini! Rimessa Codinons. Questa 3 punti Simone Rivetta. È un gran numero, i Zacchini, i 2 punti sono di Pierre, 4-0. Fallo del numero 6, Colutta, primo fallo anche della partita. C'è doppio cambio per non sentono Benzutti e Corazza, escono Bentaroba e Damianovic, cambio anche per il Michelaccio, esce 1-0 in campo Giorgio Romanin. Giancarlo Cantoni. Cambio per il Michelaccio, entra Alberto Ellero, esce Zacchini. Fallo del numero 14 Davide Corazza, primo fallo, c'è un cambio perché Codinons esce Pinetta in campo Matteo De Santi, ovviamente il Redbell. Ellero. Fallo del numero 8 Giorgio Romani, primo fallo. Si riprende con la rimessa per
Intermec Codenons. La palla tocca il sostegno del canestro messa San Daniele. Per la danza del possesso la palla resta nelle mani di San Daniele, 16 secondi per il tiro. Ancora attacco arancione. Rimessa c'è un cambio per il Bigaccio, entra Fabio D'Antoni, esce Conta. Questo è 2 punti, Matteo e Santi. Fallo di numero 12. Fabio Antonio, fallo giorno dopo cambio per Cordenons, esce Cantoni nel campo Camai, esce Marella in campo Simone Fabro. Fallo numero 12, Simone Fabio, c'è un cambio per il Michelangelo, esce Thomas Bellavini, campo Matteo Cimenti, cambio anche per Cordenons, esce Guazza in campo Gabriele Brunetta. Fallo numero 16, Alex Camai, è il primo fallo. Ancora rimessa in attacco per San Daniele.
questo è il quarto fallo di squadra per Valdenosa. La canestro di Pezzetti chiude la prima frazione 19-16 vantaggio per il bilancio Sant'Aniele. Posizione punteggi individuali per la prima frazione: Pegnalini 4, Colutta 5, Francesco 2, Zacchini 2, Nero 3 per quanto riguarda il bilancio Sant'Aniele. Per quanto riguarda invece la squadra in maglia verde, sia Internet Cordenons, 2 punti Cantoni, Pezzetti 2, Mezzaroba 3, Capro 3, Santi 2, diventa 5, Oie 2. Secondo periodo con la presenza del possesso la palla è verde, pertanto 19 che attacca, 16 che difende, secondo periodo. Fallo numero 4, Brunetta, primo fallo. Messa Sant'Aniele. Fallo numero 16, Alex Camai, terzo fallo, cambio internet. Esce Camai, campo di nuovo Eduard Oye.
rimessa Sabanera. Cambio per il calcio esce Romanini in campo Pellarini, dopo cambio anche per il Cremonese, Corazza, uscito anche per Rumetta in campo Damjanovic. Fallo del numero 12, Fabio Antonio, il secondo fallo. Rimessa Intermec. Cambio per il Michelaccio, esce D'Antoni in campo numero 7 Alberto Sandrini, capitano Sandrini. Palestrino di Bizzutti. Fallo antisportivo del numero 5 Pellarini, il primo fallo del cambio per quando escono Bizzutti e Fabro in campo Bilecca e Marella. Damjanovic, yes! Rimessa con il 11 in attacco.
Grazie di 24 secondi c'è un cambio per Santa Caterina Contia, esce Matteo Cimenti. Abbiamo a posto i Massini. Fallo numero 7, Alberto Sandrini, primo fallo rimessa, Interreg. Il fallo numero 5 per la linea, secondo fallo. E anche il quarto fallo di squadra per il calcio, c'è un cambio, esce Berlino, in campo Zacchini. Ci saranno 2 liberi per Petar Damjanovic. Damjanovic. Grazie agli 8 secondi per passare la metà campo, rimessa internet. Time out, richiesta dalla panchina di San Daniele. Ancora attacco per San Daniele.
Canestrissimo Simone Pimenta. Fallo numero 15 Luca Marella, primo fallo. Alberto Ennero. Panchina di Cordinos 2-6 a 3-33 dal termine del secondo periodo. Fallo numero 17, adesso che il primo fallo diventa Eduardo. Oh yeah. Numero 19 Eduardo. Oh yeah. Primo fallo, quarto fallo di squadra anche per Cordenò, singola lunetta Alberto Ennero. Ennero 28-28. Rimessa arancione.
Cost to Cost, Davide Bonassa. Il layup di Guido Mazzotti. Violazioni passi per testa, secondo toccato per Frosinone, entrano Cantoni e Fabro, escono Oie e Marella, cambio doppio anche per San Daniele, escono Sandrini e Tellero, in campo Fornasero e Belvido. Federico Bellina, primo fallo, ci sono 2 liberi per Giancarlo Cantoni. Cambio verde. Entra mezza roba, esce Simone Piletta. E for 2 punti, mezza roba. Fallo numero 11, il primo fallo, ci sono 2 liberi per Federico Bellina. Bellina. Stato del secondo periodo, 37 Frosinone 30 San Daniele. Questi sono i punteggi individuali per San Daniele: Pilarini 6, Colutta 7, Frosinone 2, Cimenti 2, Federico Bellina 4, Zannieri 4 e Dellero 7 per l'Intermec. Con le nostre Scattoni 2, Damiano Ricci 3, Pezzetti 6, Mezzaroba 8, Simone Fabro 3, De Santi 2.
She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without artillery. Leaving me now forever, ever. You're out of my life for good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. Benvenuti, ben ritrovati, secondo tempo in diretta su BHTV FVG Sport Channel della finalissima della Coppa Regione del Comitato della Federbasket del Friuli Venezia Giulia, Coppa Regione 2019-2020. In campo il Michelaccio San Daniele maglia arancione, l'Intermec Collenossi maglia verde, ed è proprio la formazione di coach Andrea Beretta, l'Intermec, che ha chiuso sul 37-30 il primo tempo. Adesso allunga ancora con la tripla di Pezzuti che timbra il più 10, 40-30. Pezzuti che è in campo con Oye, Damjanovic, De Santi e il numero 14 Corazza, mentre San Daniele schiera Bellina, Colutta che prova a rendere la pariglia sbagliando la tripla, Fornasiero, Zacheli e Pellarini. Con la Damjanovic una mezza idea di piazzare la tripla, ma invece preferisce affidarsi a De Santi, che attende il post-up di Oye. Oye già molto importante ieri sera nella vittoria dell'Intermec su la Tisana. Anzi, su Cervignano, ovviamente l'Intermec ha battuto Cervignano in semifinale, mentre San Daniele ha battuto il padrone di casa della Vita Lancia, la Tisana. Parziale di 5-0 in apertura di terzo quarto, e chiama subito time out Luca Malagoli. Dopo il time out, di nuovo in campo le formazioni. In attacco il Michelaccio San Daniele con 12 lunghezze da recuperare. Pellarini tenere schieramento dei suoi, esce Collutra dal lato debole, poi alto basso Zacheli Bellina. Zacheli però calibra male l'assist verso il compagno di reparto, palla persa per San Daniele. Pezzuti uccide un po' di mosche alla Tisana senza arrivare al ferro. Pezzuti già ieri in palla, bravo sia in attacco sia in difesa. A rimbalzo anche la partita totale di Pezzuti in semifinale. Bellina, post medio contro Ie, il fallo del numero 19 dell'Intermec. Messa zona d'attacco per San Daniele, questo è anche il primo fallo di squadra nel terzo quarto. Zacheli, fade away, tiro che viene recuperato da Fornasiero, rimbalzo offensivo, gli strappano il pallone in coppia Pezzuti e Oye. Palla arriva a De Santi che fa saltare Zacheli e poi appoggia la tabella, ma c'era sul palleggio il fallo del numero 17 arancione. Cambio per Sanda, esce Fornasiero, entra il numero 8 Giorgione Romanin. Saluto tutti quelli che ci siano messi
visione su BHTV FVG Sport Channel solo in questo momento. Un saluto anche a coloro che ci seguono sul canale YouTube Dea Channel, canale di YouTube di FVG Sport Channel. A tal proposito c'è da festeggiare il traguardo dei 1000 iscritti al canale YouTube. L'abbiamo toccato qualche tempo fa, non l'avevo ancora detto, ma visto che sono in argomento lo riferiamo adesso. 1000 iscritti per il nostro canale YouTube. Considerando le nostre produzioni di basket regionale, calcio regionale, volley regionale e sport regionale, secondo me è tanta roba e voglio condividere la soddisfazione chiaramente con tutta la squadra di BHTV FVG Sport Channel, il direttore Mikalic in giù, sperando ovviamente di migliorare ancora questi numeri già a mio modo di vedere eccellenti per una realtà come la nostra, dedita esclusivamente a 100% solo sullo sport locale in Friuli. Altro time out chiesto da San Daniele con Coldenon svolata a più 17, 47-30. Luca Malagoli ha il suo bel da fare a scuotere un po' i suoi. Ci sta anche che la seconda partita consecutiva nel giro di 2 giorni per una squadra come il Michelaccio, che ha rotazioni non al pari di quelle dell'Inter Coldenons, possa essere un problema. Dopo il time out, in attacco l'Intermec Coldenons avanti di 17, 47-30 al punteggio. Pezzuti in post basso, attende spaziature migliori dei suoi, non lo aiutano comunque i compagni di squadra in maglia verde. Per fortuna dell'Intermec il possesso resta a disposizione della formazione di coach Andrea Beretta, che va a realizzare un'altra tripla con De Santi, più 20. San Daniele non pervenuta in questo terzo quarto. Nel Michelaccio esce Colutta ed entra Ellero. Interessante questo quintetto di Malagoli, che contemporaneamente sul parquet schiera Zachary, Ellero e Bellina. Pedarini, Romanin da 3 punti. Squillo di tromba San Danielese. Assegno Romanin dai 6,75. Rimessa in Michelaccio. $50 chi difende, 33 chi attacca. Pellarini in palleggio. C'è il post alto, il blocco alto di Ellero. Mi sembra piazzata a zona Coldenons. Vedevo i giocatori difensori abbastanza fermi, senza seguire i tagli. Qualcuno di voi potrebbe obiettarmi anche che San Daniele non stava tagliando e di conseguenza c'era alcun giocatore di San Daniele in fase di movimento. Quindi ci sta che la vita sia facile per la difesa cordenonese. No, difesa uomo.
Bellina ribaltato per Pellarini, da due il tiro, Pella lo sbaglia, rimbalzo offensivo per Zacheli. Bellina ci riprova, no, alto basso con Zacheli che viene abbattuto dalla contraerea cordenonese. Fallo di De Santi che cala la mannaia, 2 tiri liberi per Alessio Zacheli. Fallo numero 13. Matteo De Santi e il primo fallo giù, cambio per l'Inter. Entra Simone Pinetta, esce Petrarca, Mijanovic. Zacchini. San Daniele sì, invece che è piazzata a zona 1, no, che è fronte pari, zona 2-3. Se ne è accolto Pezzuti che parte centralmente con una buona iniziativa, anche se poi il suo appoggio viene respinto. Zaccheli vede Ellero a rimorchio, bravo Ellero in virata con la finta, subisce il fallo di Oye. Sì, terzo fallo per Oye. Time out stavolta chiesto dalla panchina dell'Inter McCollenose. Dopo il time out in lunetta Alberto Ellero. Due su due per l'ex giocatore della Virtus Udine tra le varie squadre nelle quali ha militato l'ala di Tricesimo, sempre zona San Daniele. Poi contro Bellina. Bellina tocca il pallone favorendo il possesso sannanielese. Mancano 4 minuti e 25 secondi al termine del terzo quarto. Ellero ancora contro Corazza, sfrutta il blocco, tutta il fisico, segna con il fallo di Corazza. Questo quintetto pesante, l'artiglieria pesante sannanielese, sta dando ragione a Luca Malagoli che vede i suoi risalire a meno 14 dal meno 22 meno 20 nel quale erano sprofondati a inizio terzo quarto. Cambio per Cordenons, esce Oye, rientra Fabro. Alberto Ellero. Un fallo antisportivo sanzionato a Pivetta, depredato del pallone da parte di Romanin, che in questo tipo di situazioni Romanin è uno dei giocatori più efficaci del campionato. Esce Corazza in campo Damianic, è uscito De Santi in campo Mezzanotte.
50-41 rimessa in calcio. Ancora Alberto Ellero. E occhio che San Daniele torna sotto 50-44, meno 6 per il Michelaccio. Pivetta, post medio. Pezzuti, Zingarata, mette di Damjanovic, spara la tripla Damjanovic. Un canestro più che altro di grande spessore, visto il momento in cui ha segnato Damjanovic, perché il parziale era aperto per San Daniele, che era risalita dal meno 20 al meno 6. Zaccheli butta via, cioè non controlla un pallone sul post basso. Tutta palla persa per San Daniele. Pezzuti da 3, sbaglia, ma il rimbalzo offensivo è di Simone Fabbro, che sbaglia pure lui lì in mezzo alla tonnara sotto canestro. Pellarini vuole Bellina e anche Bellina perde palla, ma c'è un altro fallo di Pivetta. Dal momento che Cordenons ha esaudito il bonus, sono 2 tiri liberi per Federico Bellina. Tanto esce Pellarini, entra Sandrini. E andiamo anche a salutare i veterani del giornalismo cestistico in Friuli Venezia Giulia. Ovviamente con Cordenons protagonista non possono mancare Dario Darduin, Claudio Fontanelli, scusate, sì, Fantinelli, Claudio Fontanelli, Novanin, Bellina, catch and shoot dai 6,75, tiro sbagliato. Rimbalzo per Pivetta che va di cost to cost. Romanin ostruisce il passaggio, commette fallo. Intanto c'è problemi per Damjanovic, che è rimasto per le terre là in fondo alla panchina. Speriamo sia nulla di grave. A rigor di logica un problema, una botta alla caviglia destra, una distorsione, forse una caviglia destra, no, sinistra, no, destra. Penso sia niente di gravissimo, ma certamente dolorante. Damjanovic. Tanto Pivetta sbaglia il personale a sua disposizione. C'è che il medico che va a sincerarsi sulle condizioni del playmaker coldenonese. Pivetta segna il secondo tiro libero. 5-4 Cordenons, 4-6 San Daniele. 2 minuti e 20 secondi. Termine del terzo quarto. Altro fallo, stavolta sanzionato al capitano dell'Intermec Mezzalobba. Andrini segna tiri liberi, meno 6 San Daniele, 5-4-4-8, ultimi 2 minuti e spiccioli del terzo quarto. Sempre a zona, 2-3 San Daniele. Direi che la mossa ha avuto il merito di bloccare o confondere quantomeno le idee all'attacco dell'Intermec, che adesso butta via un'altra boccia
con Mezzaroba che prima ha preso il palo e poi si è visto scivolare il pallone, esce immediatamente Mezzaroba, rientra al suo posto il numero 13 De Santi. Romanin, buona la posizione di Fabbro. Romanin, Ellero contro Pivetta, Ellero arriva al ferro, subisce il fallo di Corazza. Fallo del numero 14. Sì. Corazza, terzo fallo. Paio di rimbalzi offensivi di Golden Horns. Il problema della occhio Romanin che interviene sulla linea di passaggio, vuole il contropiede, va a poggiare la tabella Romanin. Il canestro del -3, definitivamente tornato in partita San Daniele, anche se nell'azione precedente il problema della difesa zona è che non si sa mai chi debba andare a fare taglia fuori su chi. Nel pitturato, prima cosa da fare, difendere l'area a ogni costo. Va di centro basso, braccia alte, occhi sulla palla e sull'avversario. E battagliare. Nell'azione precedente San Daniele non l'ha fatta. Non ha fatto. Romanin ha dato il contropiede, ha segnato il -3. Dall'altra parte però Corazza si fa perdonare l'errore precedente quando ha commesso un fallo abbastanza banale, andando a realizzare la tripla del nuovo +6, 5-7-5-1, 25 secondi al termine del terzo quarto. Però dopo il +20 Golden Horns di inizio terzo quarto abbiamo di nuovo una partita e siamo felici. Sandrin dell'Aglia per sua fortuna mantiene il possesso della boccia. Inizia il micraggio, 4 secondi. Edero sbaglia la 3 e c'è l'ultimo possesso del terzo quarto per Golden Horns. 7 secondi, 6, 5, Corazza, De Santi, catch and shoot, piazza la tripla, De Santi, +9 Golden Horns, va in archivio al terzo quarto sul 66-0 a 51. 60 Golden Horns e 51 il micraggio. Questi sono i punteggi individuali per San Daniele, Pellarini 6. Periodo. Grazie per questa vicina la palla a Golden Horns, 60 che attacca, 51 difende. Quarto periodo al Palasport di Via Bottari alla Tisana, in campo l'Inter Golden Horns in maglia verde, Michelaccio San Daniele in maglia arancione. Finalissima della Coppa Regione del Comitato Federbasket del Friuli Venezia Giulia. (6-0-5-1) punteggio, +9 per Golden Horns, che ha avuto anche 20 punti di vantaggio nel terzo quarto. Poi San Daniele era risalita fino a -3 e a quel punto però 2 canestri da 3 punti di Golden Horns che ha recuperato anche Damjanovic. Siamo felici di rivederlo in campo dopo il problema alla caviglia, quindi per fortuna nulla di grave. Fabbro
via Ellero, pareggio destro, tiro in sospensione col fade away. De Santi prova a tenerla viva, ma la palla è per San Daniele, che è in campo con Ellero, Romanin, Sandrini, Bellina e Zacheli. Mentre con le Nons schiera Corazza, Damjanovic, De Santi, Pivetta e Fabbro. Bellina contro Fabbro, Romanin si butta dentro, trova il Pertugio, ci si infila, segna e realizza anche e si regala anche l'opportunità di un gioco da 3 punti con il fallo di Corazza. Quarto fallo per Corazza, rientra Oye. Gioco da 3 punti perfezionato e finalizzato da Romanin. -6 San Daniele, 6-0-5-4. Sempre a zona. I Collinari, sì. De Santi in palleggio. C'è Damjanovic che fa saltare Ellero. Arresto, tiro in avvicinamento. Tiro sbagliato, rimbalzo per Zacheli. Carbura la transizione offensiva Romanin che galoppa il contropiede, forza una situazione. In questo caso forse era meglio ragionarla. Damjanovic, Fabbro vuole il post-up di Oye contro Bellina, se la gioca Oye, ancora Fabbro, questo resiste a contatto con Sandrini, arma la mano di Pivetta che carica la tripla sbagliandola. 8 minuti al termine, Ellero anche lui a 4 ruote motrici al ferro, sbaglia, solo maglie verde a rimbalzo difensivo. Pivetta a memoria non trova Oye, stava tagliando a centro area, adesso si gioca a briglie un po' troppo sciolte. Zacheli fa saltare Oye e appoggia alla tabella il canestro del -4. Voleva anche il fallo Alessio e forse aveva pure ragione. Diciamo, tecnico alla panchina sandanilese, non proprio il momento migliore per prendere il tecnico. Tecnico in fase di non possesso, quindi tiro libero per Damjanovic. Torna -5 San Daniele, 6-1, 5-6. Sette minuti, 35 secondi al termine. Insiste con la difesa a zona Malagoli. Oye, libero nell'ambito del Santi, arriva taglia close out, Ellero non lo punisce del Santi, anche se poi Cordenons in qualche modo resta in possesso palla grazie al buon lavoro di Pezzuti, che poi si rifugia in palla contesa. La legge del possesso alternato favorisce San Daniele. Allora, si dice sempre che in Italia c'è poco lavoro o non c'è lavoro. Io suggerisco un'iniziativa imprenditoriale. Quante sono le società in Italia? Tesserate FIP, non so, butto lì un nome, 3.000, un numero, 3.000, 4.000, non lo so, dopo lo chiederemo. Iniziativa imprenditoriale, artigiano. Tu che non sai che cosa fare, fai una convenzione con la FIP, citofona Petrucci, presidente Petrucci a Roma in via Vitorchiano, e vendi alla FIP a prezzo convenzionato ovviamente, le frecce del possesso alternato che siano visibili da chiunque, perché a livello minors sono mai a LED luminosi ed è praticamente impossibile. È impossibile rilevarle
dall'altra parte del campo, guardando dall'altra parte del campo. Quindi tu, giovane disoccupato che non sai che cosa fare, ti ho appena suggerito un'attività imprenditoriale, artigianale. Convenzione con la FIP, costruisci 3000 frecce possesso alternato visibili, cioè quindi con un design che sia efficiente al massimo, e le vendi alla FIP, che con le tasse gara comprerà per ognuna delle società interessate la freccia del possesso alternato. Non voglio neanche il bonus per aver suggerito il business. L'importante è che si faccia, perché da anni sto combattendo una battaglia fino a questo momento inutile. Sono un po' il Don Quixote dei telecronisti delle minors italiane su questo argomento. Bellina dalla Topovecchi, attacca dal palleggio. Oye deve avere tassi di disinteresse della fase difensiva. Bellina segna il semigancetto del -3, 6-3-6-0. Mancano 5 minuti e 34 secondi al termine. De Santi, sì, ma Alessio, allora, De Santi ne ha già segnati 4 di questi canestri. Se arrivi al close out a quella velocità, sono 3 punti scritti a referto prima ancora che la palla arrivi al ferro. D'altra parte, altro errore di Zacheli. De Santi a rimbalzo. Damjanovic. Fallo di Pellarini. Tra l'altro sottolineo che è stato fischiato fallo sul contatto meno rilevante dell'azione, perché c'erano state almeno 4 sberle nei 10 secondi precedenti. Sbaglia stavolta De Santi. Bellina rimbalzo difensivo. Romanin prova a cambiare gioco in qualche modo, con una magia San Daniele tiene la palla viva con la Bellina, con la contro Ie, poggia la tabella, sbaglia rimbalzo, dopo ottimo taglia fuori da parte di Cantoni. Pezzuti, più 6 palla in mano per l'Intermec. Pezzuti se la vuole giocare 1 contro 1, arriva a centro area, veleggia nel pitturato, subisce il fallo di Bellina. Ci saranno 2 tiri liberi per Pezzuti. Sbaglia il secondo tiro libero, ma è sempre con le nose in attacco. Tra l'altro problema per Luca Malagoli, coach del Michelaccio. Il quarto fallo di Thomas Pellarini. De Santi da 3, altro errore, e Romanin. Pellarini vuole postare Zaccheli a Ellero, carica la Berta. Sbaglia il tiro da 3, poi lo stesso Ellero prova a seguire la traiettoria andando a rimbalzo, rovina addosso a Oye, e per Alberto Ellero è il secondo fallo personale. Esaurito il bonus da parte del Michelaccio San Daniele. Tre minuti, 43 secondi al termine. Più 7 palle in mano per l'Intermec.
Damjanovic, palleggio, resto e tiro. Sbaglia Damjanovic, a rimbalzo Oje la tiene viva, Pezzuti prova a combinare qualcosa, subisce il terzo fallo personale di Alberto Ellero. E dal momento che il Michelaccio ha esaurito il bonus, questi sono 2 tiri liberi per Pezzuti. Altra palla persa in maniera piuttosto banale dall'uomo che non ti aspetti, Thomas Pellarini, che di solito nei minuti decisivi è sempre molto più efficiente ed efficace. Chiama timeout San Daniele, 6-9-6-0, o la va o la spacca per il Michelaccio, che deve rientrare ora. Tre minuti 20 secondi al termine, Coldenons più 9 palle in mano, 6-9-6-0 il risultato sul tabellone del Palasport di via Bottari alla Tisana. San Daniele che vede assottigliarsi lo spazio temporale necessario a rientrare. Sbaglia del Santi il fadeaway da 3 punti, Pellarini braccato da Pezzuti, c'è Oje contro i blitz difensivi. Zaccheri in post basso, prova a giocarsela 1 contro 1, sbaglia ancora, ma a ribalzo offensivo Bellina recupera la boccia sulla testa di Pezzuti. Meno 7 San Daniele, 6-9-6-2, 2 minuti 35 secondi al termine, addirittura d'arrivo, rush finale. Damjanovic sempre a zona Michelaccio, Damjanovic spezza la prima linea difensiva, poi tiro dopo sbaglia, la palla arriva a De Santi che sbaglia da 3 punti e ancora un rimbalzo in attacco per Coldenons, con Zaccheri l'ultimo a toccarla prima che la boccia esca dal rettangolo di gioco, il parapettillo. Pezzuti che c'è in shoot, sbaglia, e il tap out è sempre a favorire l'Intermec. 2 minuti 6 secondi al termine, sempre più 7 palle in mano per la formazione di Cosberetta. Pezzuti, tiro apertissimo, non sbaglia in maniera evidente. Pellarini voleva servire Ellero, sulla linea di passaggio c'è in agguato Damjanovic, possesso sempre San Daniele. 1 minuto 51 secondi al termine. Se segna adesso San Daniele si regala opportunità in chiusura, lo fa Ellero che come al solito resiste ai contatti, riesce ad arrivare al ferro nonostante tutto. 6-9-6-4 più 5 palle in mano per Coldenons, non è finita, 1:37 al termine. Damjanovic frutta il blocco di Cantoni, Damjanovic palleggio, resto e tiro sbagliato, ribalzo per Romanin.
che costringe al fallo lo stesso Damjanovic. Terzo fallo di squadra per Cordenons, mentre Beretta manda sul cubo dei cambi Corazza al posto di Cantoni. Se la gioca con quegli esperti il coach monfalconese. Un minuto 20 secondi, 80 secondi al termine. Pellarini, 5 punti da recuperare per San Daniele. Romanin arriva al ferro, sbaglia. Bellina al rimbalzo offensivo, non tagliato fuori. Approfitta ancora del mismatch a rimbalzo con Pezzuti. 6-9 chi attacca, 6-6 chi difende. Un minuto al termine. De Santi cortissimo. E attenzione che adesso San Daniele è a meno. Pella, cosa fai? Pella! Cosa fai, Pella? Ma uno dall'esperienza di Thomas Pellarini, che in questo momento va a cacciarsi là proprio dove il portatore di palla non deve mai andare, all'incrocio delle linee, con un raddoppio difensivo in atto e senza linea di passaggio. Pezzuti segna il primo personale a sua disposizione. Uno su due per Pezzuti, rimbalzo per Zacheli. Allora ancora Romanin prova ad accelerare, trova un ottimo assist per Bellina. San Daniele c'è, 7-8, 7-0, 6-8, più 2 per chi attacca. 37 secondi al termine, più 2 per chi attacca. Damjanovic vuole il blocco alto di Oye. Deve segnare Cordenons adesso se vuole. Deve segnare Cordenons se vuole portarla a casa. Damjanovic subisce in entrata il fallo di Bellina. Secondo fallo per lui. Tiri liberi per Petar Damjanovic. Più 2 Cordenons a 24 secondi e 9 decimi al termine. Più 2 Cordenons col tassametro in funzione. Damjanovic in lunetta con i tiri liberi. Le disposizioni di Luca Malagoli ai suoi giocatori. Damjanovic segna il primo. 7-1, 6-8, più 3 Cordenons. Dovesse segnare anche il secondo, metterebbe 2 possessi di stacco tra le due formazioni. Così è. Più 4 Cordenons, 7-2, 6-8, 23 secondi. Romanin. Bellina spara la Berta e San Daniele arriva a -1. Immediato il time out chiesto da Cordenons, con i punti di Bellina a rimbalzo offensivo e da sotto e al tiro da 3 punti dai 6,75. Bellina ha riportato sotto i suoi. 7-2, 7-1, 16 secondi 2 decimi al termine. (16 secondi 2 decimi al termine). Cordenons, che ha ancora un fallo prima di esaurire il bonus, è avanti di 1 sul 7-2, 7-1 e proprio Cordenons alla rimessa in zona d'attacco dopo il timeout.
16 secondi spiccioli. Corazza quindi sceglie San Daniele di commettere fallo per mandare lunetta a Corazza. Vi ricordo che Golden Nose ha ancora un fallo da spendere prima di esaurire il bonus e mi aspetto che lo faccia. Corazza intanto segna il primo tiro libero del +2, 7-3-7-1. 7-3-7-1, +2. Attenzione, Pellarini, Damjanovic commette, eccolo qua, il quarto fallo di squadra, quindi ora bonus esaurito. Rimessa in zona d'attacco per Golden Nose, per San Daniele, scusate, con Golden Nose che serra i ranghi difensivi. Zaccheri, Pellarini, 7 secondi, 6 secondi, -2 San Daniele, Pellarini va per la vittoria, Pella sbaglia, Bellina sbaglia pure lui il tap-in. Allora la Coppa Regione 2019-2020 prende la strada di Cordenons con l'Intermec che tira un sospiro di sollievo e conquista il successo per 73-71, 7-3-7-1. Grazie ad Alberto per le immagini che vi sono arrivate dal Palasport di via Bottari La Tisana. Grazie a tutti per averci seguito. Adesso noi restiamo ancora per qualche minuto in diretta per seguire la cerimonia di premiazione. Vi ricordo nel fine settimana la partita della Falcon Star Pontoni Monfalcone in casa col Piadena, la partita della Delser Libertas Basket School in casa sabato a Pasian di Prato contro Bolzano, sì, giusto, Ponzano Veneto, Delser contro Ponzano Veneto. E comunque restate sempre sintonizzati su BHTV. Adesso ci godiamo la cerimonia di premiazione. Ciao a tutti.